Grazie a Fabrizio Frullani. E la politica condanna la strage di Bucha e contemporaneamente discute anche di nuove misure sul caro energia. Sentiamo Maria Antonietta Spadorcia. Davanti all'orrore di Bucha la politica tutta non solo condanna ma cerca soluzioni. Per il leader 5 Stelle Conte si tratta di crimini da corte internazionale e la via diplomatica è quella da perseguire, mentre il segretario PD Letta chiede di fare un passo in più e bloccare il gas e il petrolio dalla Russia. Le immagini di Bucha configurano dei veri crimini di guerra e i responsabili dovranno risponderne di fronte alla Corte Penale Internazionale. Questa assurda guerra richiede una risposta netta da parte dell'Europa. Serve una soluzione diplomatica e l'istituzione di un Energy Recovery Fund con stoccaggi comuni e interventi sulle rinnovabili. Nella città ucraina di Bucha sono crimini contro l'umanità. È doveroso perseguire i colpevoli con una commissione indipendente di indagine. È giusto mettere uno stop alla guerra di Putin fermando immediatamente le importazioni di gas e petrolio dalla Russia. Sull'embargo di gas e petrolio Pier Ferdinando Casini è da apprezzare la linea di Letta, mentre il leader di Azione Calenda chiede chiarezza, servono scelte nette e tempi, non confusione. Nel centrodestra il problema energia per Lupino e con l'Italia si risolve con investimenti su rinnovabili e nucleare green. Attenzione all'economia anche da Forza Italia e Lega. L'esplosione del conflitto rende non più rinviabile un intervento per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. La Lega torna sulla proposta fatta in legge di bilancio di una pace fiscale con rottamazione quater per venire incontro alle esigenze di contribuenti onesti in crisi di liquidità. La condanna davanti agli orrori di Bucha e la necessità di un immediato cessate il fuoco per Fratelli d'Italia. Le immagini raccapriccianti di persone innocenti trucidate e gettate nelle fosse comuni ci lasciano senza fiato. I colpevoli vanno individuati e puniti. Putin deve cessare il fuoco, ritirare le truppe, avviare un tavolo vero di trattative per conseguire la pace. Nel frattempo il centrodestra esprime soddisfazione per la vittoria di Viktor Orban alle elezioni politiche in Ungheria. Salvini posta in rete una foto con il premier ungherese. Soddisfazione anche da ambienti di Forza Italia. Una vittoria straordinaria contro una cozzaglia elettorale, dice Giorgia Meloni. Siamo alla cronaca. Al Tribunale di Firenze